Va ora in onda la rubrica Socioterapia, a cura della dottoressa Laura Sossi. Buongiorno, cari tutti. Io mi chiamo Laura Sossi, sono una socioterapeuta, una mediatrice familiare e grazie a Veneto Globe ho la possibilità di incominciare questo percorso, spero con voi proficuo, in cui andremo ad affrontare i vari temi che possono interessare le persone, da quello che riguarda il rapporto di coppia, quello che riguarda l'ansia, quello che può riguardare la depressione, i disagi nei rapporti relazionali. Intanto inizierò oggi a spiegarvi che cos'è la socioterapia e la mediazione familiare. Parto dalla mediazione familiare e poi mi ricongiungo alla socioterapia. La mediazione familiare nasce nel 70 in America in virtù di un avvocato che, memore di un divorzio molto doloroso e costoso e problematico con sua moglie e la separazione dai figli, decise di mettere in atto un meccanismo di formazione per proporre alle persone in fase di conflittualità, di divorzio o separazione la figura di un mediatore familiare, il quale ha il compito di ascoltare le motivazioni dell'uno e le motivazioni dell'altro per cercare una via d'uscita o una via di chiusura con il minor danno possibile, soprattutto se ci sono dei figli, volto al raggiungimento di un risultato. Ci sono varie scuole di pensiero nella mediazione familiare che poi si è svolta e si continua a fare in Italia e anche negli altri stati. In Italia è arrivato un po' dopo in virtù di una formazione, qui entra in ballo il discorso sociologico, socioterapeutico, di una formazione più, diciamo, restrittiva riguardo al rapporto di coppia nel momento in cui va a dissolversi. In pratica il mediatore familiare mette in relazione la coppia, mettendo in risalto non solo le problematiche, ma i lati positivi che hanno fatto sì che la coppia si sia formata, perché al momento della separazione si vedono soltanto i lati negativi, però non c'è dubbio che quando una coppia si è unita c'erano prevalentemente, i coniugi vedevano prevalentemente i lati positivi. Poi mette in relazione la coppia che vive un momento di grande disagio anche alla genitorialità, che quella non finisce mai, no? Perché molte volte si pensa che chiudere una relazione comporti anche, purtroppo, far pagare ai figli le rabbie di uno o le rabbie degli altri. Io inizierò anche nel tempo a spiegarvi un po' il rapporto di coppia, come viene instaurato, come dovrebbe essere instaurato il patto privato dei coniugi, il patto che bisogna in qualche modo allentare con le famiglie di origine, che molte volte sono la causa purtroppo di ingerenze, intromissioni o di non crescita di uno dei due coniugi, facendo sì che lui rimanga figlio e non marito, o figlia e non moglie. A questo mi aggancio un attimino alla socioterapia. Noi socioterapeuti siamo dei professionisti che cercano di accompagnare le persone in virtù dei disagi che loro possono provare riguardanti il mondo che li circonda, cioè avendo delle rappresentazioni non equilibrate. Voglio spiegare un attimino di cosa si tratta. Le persone, noi tutti, nasciamo, cresciamo, viviamo con delle rappresentazioni oppure dei concetti, diciamo così, che ci formiamo in base alla nostra famiglia di origine, il nostro ambiente sociale, oltre che il nostro carattere, e il nostro ambiente amicale. Quindi, per farvi un esempio, se noi cresciamo, adesso dico una banalità, ma tanto per rendervi un'idea, se noi cresciamo con l'idea che non bisogna tenere le finestre aperte in casa, sarà difficile che quando siamo adulti pensiamo naturalmente di aprirle. Semplicemente cresciamo con l'idea che sia giusto così. Adesso sono stata proprio banale, però per dire che molte persone, molti di noi hanno difficoltà a leggere il mondo circostante, a leggere la realtà che lo circonda, a vederlo con equilibrio in virtù del fatto perché non abbiamo
tolto, non abbiamo fatto un salto su un'evoluzione da quello che è l'insegnamento ricevuto dalla nostra famiglia di origine e dall'ambiente sociale di appartenenza. Questo ha un significato molto ampio perché, per dire un'altra, se vogliamo, banalità, la persona introversa che vive in un ambiente sociale o lavorativo in cui sono tutti estroversi, si sente in qualche modo di essere diversa, si sente in qualche modo di essere non adeguata. In realtà è un lato suo caratteriale, deve imparare ad accettarlo e a piacersi per com'è, perché chiaramente non tutti noi siamo uguali, non tutti noi abbiamo lo stesso modo di vedere le cose e soprattutto dobbiamo imparare a, un termine improprio forse, sdoganarci da quelli che possono essere stati alcuni insegnamenti, non quelli riguardanti i valori, riguardanti le cose giuste e le cose sbagliate del vivere sociale, ma gli insegnamenti ricevuti nel corso della nostra crescita. Ora, il nostro compito è quello di entrare in empatia con gli assistiti, capire il loro percorso, perché non dimentichiamoci che noi, soprattutto qui in Veneto, siamo reduci da una civiltà orale, noi la chiamiamo. Oggi siamo una civiltà postmoderna, in una società, scusate, postmoderna. Questo cosa comporta? Che qualsiasi tipo di società nella sua evoluzione fa dei cambi. Perché oggi c'è un, come lo chiamiamo noi, solipsismo, che sarebbe un individualismo molto forte. Oggi non c'è più il discorso come poteva avvenire una volta, soprattutto nei paesi, il discorso di gruppo, le famiglie, la parentela allargata, cugini, zie, perché nel tempo, cambiando la nostra forma di istruzione, di educazione, l'individuo ha ritenuto di essere autosufficiente, che le sue emozioni, il suo modo di vedere le cose, il suo modo di vivere sia quello giusto e chi se ne frega degli altri. La realtà non è così. La realtà è che noi comunque ci dobbiamo confrontare ogni giorno con situazioni, con affetti, con rapporti, sia pure anche non profondi, in cui entra in gioco la nostra personalità e il nostro modo di vivere l'altro. Vivere l'altro non significa che noi ci dobbiamo annullare, significa però che noi, nel momento che noi abbiamo rispetto di noi, inevitabilmente dobbiamo avere rispetto dell'altro. Diversamente nascono, ovviamente, come in tante situazioni, conflitti. Allora, questo conflitto a lungo andare può provocare o depressione perché la persona si sente completamente esclusa, non motivata, o stati d'ansia, o stati di panico, o vari altri tipi di disagi che possono andare dall'agorafobia, scusatemi, al disturbo di, come dire, il disturbo di disagio nei confronti di persone con cui veniamo in contatto, disagio che provoca il silenzio, la persona rimane muta, ammutolita. Pensate il disagio che può provare una persona in questa situazione o in una situazione di panico, in cui non sa dare il motivo, perché il panico è noi la chiamiamo la paura della paura, cioè è la paura che mi succeda qualcosa. Ma questo è un discorso un po' più elaborato, che magari lo faremo nel tempo, perché io intendo portare avanti ogni volta che ci incontreremo un tema. Vi darò anzitempo il titolo del tema della prossima volta e poi ne discuteremo. Qualsiasi cosa abbiate piacere o interesse a avere un'informazione in più, alla fine di questo nostro primo incontro io vi lascerò la mia mail e il mio numero di cellulare. Voglio premettere un'altra cosa per quanto concerne la mediazione familiare. Io ho ideato un progetto che si chiama Progetto Duen ed ha la sede a Vittorio Veneto. Lo faccio con la collaborazione grata da parte mia ovviamente dell'avvocato Alessandra Cadalt, che è un legale del Foro di Treviso ma lo studio a San Giacomo di Veglia, in cui noi abbiamo messo a punto un progetto in base alla quale la coppia nel momento che inevitabilmente magari non ha una strada di ritorno, cioè è decisa a separarsi o a divorziare, può essere supportata da un unico legale, può essere supportata da un mediatore, incorrendo così in spese molto inferiori e avendo l'assoluta convinzione di non avere delle persone che sono di parte.
Questo è un progetto che io non ho ideato, non sono così brava, l'ha ideato la professoressa Galli, che è uno dei nostri formatori dell'AIMEF, l'associazione presso la quale io ho fatto il percorso di mediazione familiare. E quindi nel tempo, negli incontri che noi andremo ad avere, metterò in discussione determinati punti o determinate situazioni in cui una persona si può venire a trovare, parlando sia dei disagi, perché non dimentichiamoci che a volte, per fare un esempio, per questo sono partita con la mediazione familiare e poi sono passata alla socioterapia, che tendenzialmente fosse la mia priorità come tipo di professione, dove ho sempre lo studio Vittorio Veneto. Perché nel rapporto di coppia che si instaura in una coppia, appunto, il rapporto cosiddetto privato, che è quello che parte iniziale nel momento in cui due persone si uniscono, molte volte noi mettiamo in atto le nostre rappresentazioni, le nostre aspettative nell'altro, il nostro modo di vedere la vita, che è nostro, ma può essere anche recepito dalla nostra famiglia di origine. Quindi quando dopo un lasso di tempo ci rendiamo conto che l'altro non ragiona come noi, oppure ha ottiche diverse, oppure ha punti di vista diversi, se noi non entriamo in empatia, come facciamo noi professionisti rispetto agli assistiti, ma anche la coppia, marito o coniuge, moglie o coniuge, non entra in empatia con l'altro cercando di capire il punto di vista dell'altro, chiaramente nascono i conflitti. E quindi questo per indicare che le rappresentazioni di una persona nel suo vissuto, nel suo modo di vivere, condizionano non solo la sua vita, ma condiziona anche la vita del coniuge, in caso di coppia, del compagno, del fidanzato, del moroso. E allora di conseguenza la cosa migliore per rendere, qual è la cosa che rende libera una persona? Il saper leggere il mondo circostante, il saper leggere e capire il perché di certi comportamenti propri ed altrui. Poi, se i comportamenti altrui non ci piacciono, ovviamente siamo liberi di cambiare strada, no? Però bisogna capirli, però non riusciamo a capire il comportamento dell'altro se prima non abbiamo capito il nostro, il perché noi agiamo in un certo modo. Il capire perché noi agiamo in un certo modo a volte è molto importante, perché quante volte noi possiamo dirci ma avrei voluto fare così, non so perché ho fatto colà. Perché ho fatto così o perché ho fatto colà dipende da quello che noi oggi adulti pensiamo, e il colà dipende da quello che forse ci portiamo dietro, dal nostro bagaglio culturale, ma più che culturale dal nostro bagaglio familiare, dal nostro bagaglio sociale, dal nostro ambiente di appartenenza. Quindi insieme, secondo me, sarà importante affrontare un po' quelli che sono i disagi, quelli che sono le insoddisfazioni, quelli che sono il non capire alcuni comportamenti e non capire, al di là di non capire l'altro, non capire noi perché accettiamo, perché reagiamo, perché stiamo male e non cambiamo, perché molte volte anche noi tendiamo a volte a vittimizzarci. Di conseguenza io vi lascerò comunque la mia mail e il mio numero di cellulare. Allora è il 392 170 1936. La mail è laura-sotto, molti la chiamano underscore, sossi@yahoo.it. Se avete qualche domanda, curiosità, mi scrivete o mi telefonate. Ora sono molto contenta di iniziare questo cammino con voi. Spero che se ci saranno dei punti di vista o delle domande o delle curiosità, voi mi contatterete, così io potrò rispondervi, se non immediatamente, nel senso che è chiaramente una trasmissione, quindi non posso ricevere telefonate, ma senz'altro sarà mia cura rispondervi o via mail o in trasmissione o telefonicamente, e affronteremo insieme per cercare di vivere meglio, perché fondamentalmente qual è lo scopo finale di ogni persona? Cercare di vivere con equilibrio la propria realtà. Oggi viviamo una realtà non molto facile, lo sappiamo tutti. Questo non fa che acuire a volte determinati conflitti, determinati momenti di insoddisfazione,
determinanti momenti di insopportazione, perché chiaramente crescere anche dei figli non è facile, cioè ci richiede molta responsabilità, energia, capacità, tempo, e quindi tutto questo, per quanto concerne l'individuo in sé o il rapporto di coppia, non è assolutamente, non aiuta forse, e potrebbe diventare, dico può invece o potrebbe diventare penalizzante. Allora cerchiamo di affrontarlo e di impostare alcuni modi di vivere, alcuni modi di vedere, alcuni modi di affrontare le cose in modo da darci un attimino di serenità. Io vi ringrazio della vostra attenzione. Comunque, di nuovo, anche se l'ho detto all'inizio, vi auguro una buona giornata. La prossima volta parleremo degli stati d'ansia. Buona giornata. Avete visto ed ascoltato la rubrica Socioterapia, a cura della dottoressa Laura Sossi.